Un albero di Natale formato da rifiuti di plastica, carta, da riciclare, che sono stati raccolti da diversi mesi è il frutto del lavoro che l'Associazione Volontari dell'ospedale di Agrigento hanno fatto per realizzare un albero di Natale. 2 mesi di lavoro per farlo, per dare un'immagine lieta e allegra a chi si reca in ospedale, a visitare i parenti o per motivi di salute, come ci ha dichiarato la presidente dell'AVULS, Maria Aurora Tabuso. Noi siamo l'associazione di volontariato AVOLS qui in ospedale, siamo qui da 26 anni, da 3 anni, questo è il 4º anno, che facciamo degli alberi con il materiale riciclato. L'abbiamo fatto gli altri anni con le bottiglie di plastica, quest'anno l'abbiamo fatto con carta e rotoli di carta di uso domestico riciclata. Abbiamo impiegato 6 mesi per raccogliere questa carta e 2 mesi di lavoro per realizzare tutto questo che voi vedete. Noi lo facciamo solo per rendere più allegra, per quello che si può, più gioioso chi viene in ospedale. Speriamo di distrarre almeno per 3 minuti chi viene in ospedale e non viene per niente con piacere.